Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'attrazione fatale del Movimento 5 Stelle per il madurismo, per il chavismo, per il socialismo alla sudamericana e alla venezuelana non accenna a placarsi. Lo dimostra la presa di posizione ufficiale del movimento sulla situazione che sta andando in scena in Venezuela, dove il dittatore di fatto, perché gli spazi per l'opposizione politica, la libera stampa e le ricette alternative al socialismo di Stato in Venezuela sono risibili. Comunque Nicolás Maduro si è proclamato vincitore sul filo di lana delle elezioni. L'opposizione democratica che è riuscita come dire, in mezzo a mille difficoltà e storture a partecipare all'appuntamento elettorale, rivendica di aver vinto con il 70% dei voti. Rimane il fatto che indubbiamente questi sono elementi fattuali. Le elezioni si sono tenute in un clima assolutamente estraneo a qualunque vago canone della democrazia liberale, come d'altronde tradizione della casa. Una serie di rettate e di arresti continuativi ai danni dei leader delle opposizioni, l'uso dei paramilitari dei cosiddetti colectivos, il cui già nome rimanda all'ideologia di riferimento nella campagna elettorale, che non sono proprio dei persuasori dialettici, diciamo, che utilizzano altri mezzi di persuasione, brogli vari certificati da più osservatori, anche terzi. Quindi insomma difficile sostenere che in Venezuela sia andato in scena un capolavoro di democrazia come la intendiamo noi. Ciò nonostante, gli eroici Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e il senatore del movimento Bruno Marton, che sono i capogruppo delle commissioni estere di Camera e Senato, hanno prodotto la seguente surreale nota caraibica, diciamo. Di fronte al rischio che la contesa sull'esito del voto in Venezuela degeneri in violenze, fa impressione leggere gli appelli di Fratelli d'Italia, che non si limitano a chiedere massima trasparenza nella verifica dei risultati, come giusto che sia, bontà loro, ma pretendono che l'Unione Europea decreti a priori l'illegittimità dei risultati. E sai, quando ci sono i paramilitari dei colectivos che ti vengono a dire come votare, i tuoi leader di riferimento sono in carcere, è abbastanza difficile parlare di legittimità dei risultati. Comunque proseguono i nostri geopolitologi a 5 Stelle. Invece di soffiare sul fuoco di una situazione già esplosiva, è auspicabile un approccio più responsabile che punti a una soluzione pacifica di questa nuova crisi politica in Venezuela. Crisi politica è una bellissima espressione della neolingua, si sono evoluti i 5 Stelle, no? Perché, come dire, è la traduzione nella neolingua politicamente corretta dell'espressione elezioni truccate a favore di un autocrate comunista. No, c'è una crisi politica, sembra, non so come dire, un momento della Prima Repubblica in cui non c'era un accordo tra le correnti della DC, no? Una crisi politica. Insomma, non viene meno questa attrazione, proprio non ce la fanno, che hanno per il socialismo esotico, il socialismo sudamericano. Ricordate che già Conte, da Presidente del Consiglio, e questa cosa è ovviamente molto grave, 5 anni fa non si schierò né con Maduro né con l'allora avversario Guaidó, che molto probabilmente vinse le elezioni o comunque partecipò a elezioni truccate e che poi fu eliminato per via giudiziaria. C'è una simpatia storica del movimento verso tutto quello che sa di Venezuela e di socialismo caraibico. C'è la famosa frase di Conte sull'equidistanza tra gli Stati Uniti e la Cina, cioè tra il cosmo occidentale e il cosmo autocratico comunista. Attenzione, non diciamo che non bisogna avere relazioni con la seconda economia del pianeta. In queste ore la Premier Meloni è in visita in Cina, sta tenendo un equilibrio istituzionale tra la necessità di relazionarsi e quella di non sbracare e, come dire, fungere da vassalli sciocchi. Tant'è che ha ricordato, tra le altre cose, che la collaborazione deve avvenire all'interno di regole
e non ha minimamente intenzione di aprire la via della seta. Se poi rivelasse questa intenzione saremo i primi a criticarla, ma insomma sta tenendo una relazione diplomatica normale, non un vassallaggio, come ha dimostrato invece più volte di avere il Movimento 5 Stelle verso le varie dittature, se tendenti al rosso tanto meglio. E oggi si conferma con questa nota in cui il problema sono quelli che soffiano sul fuoco per non risolvere la crisi politica. Non è crisi politica, è che un dittatore erede del chavismo in Venezuela ha di nuovo truccato le elezioni, dei suoi oppositori sono di nuovo in carcere, dei paramilitari vanno di nuovo in giro coi mitra spianati vicino ai seggi elettorali. Tutto questo piacerà al Movimento 5 Stelle, a noi non piace affatto. Grazie a tutti, a domattina.